Altre tracce riguarda un processo di adattamento dell'uomo nei confronti della natura. È una parte di un progetto molto grosso che io porto avanti nel tempo, che si chiama Luoghi Comuni. Per me è importante raccontare questo equilibrio che esiste appunto tra la roccia e quindi la natura e l'uomo e la sua sopravvivenza in sé. Per me la fotografia è semplicemente un mezzo di ricerca per il quale io interagisco con il luogo, ma creo una sorta di memoria. Quindi per me l'importante è un fattore emblematico di quello che diventa un'archiviazione. Non guardo forse sostanzialmente quello che raffigura la fotografia, ma forse la sensazione che io ho avuto al momento in cui la scattavo, o la ricerca. Sono tutte fotografie abbastanza ricercate, non in sé come scatto fotografico, ma in sé come luogo. Andare in un luogo, studiare il luogo e capirne il senso. La rappresentazione di questa fotografia appunto del nuraghe in acqua o del nuraghe sott'acqua, perché se ne vede soltanto una parte, è un nuraghe che io ho scattato sul lago Modeo. Non sempre lo si trova in piena e quindi era difficile trovarlo in quella situazione e quindi non è neanche visitabile ovviamente se non sott'acqua. Quindi per me era rappresentare questo stereotipo in un mondo immaginario. La maggior parte delle fotografie sono quasi tutte in analogico, per me è importante dirlo, non tanto perché io ho scattato con il mezzo analogico, ma bensì alla mia adattabilità. Cioè ci sono state delle volte che io ho potuto scattare in analogico, quindi creando in me stesso una fotografia molto lenta e quindi molto ricercata e molto pensata, o a volte delle fotografie in digitale dove avevo soltanto quel momento in quell'istante e non avevo altre possibilità di scattarle. Quindi ripeto, la mia non è soltanto un'idea dello scattare e basta, è del riuscire ad avere lo scatto in qualunque maniera possibile. Ho la fortuna di viaggiare molto in Sardegna per il mio lavoro, perché io fondamentalmente faccio il fotografo di architettura e di paesaggio e tante volte io mi trovo all'interno di strade o comunque sia dei percorsi che riguardano questi luoghi un po' nascosti, quindi in queste tracce, non soltanto tracce che fotografo, ma tracce di percorsi che mi riguardano e che portano magari ad una definizione anche di progettazione in questo caso. Quindi a volte i miei progetti nascono perché ho voglia di farli nascere, a volte nascono perché ho voglia soltanto di raccontare, prima per me stesso e poi cercare di creare un archivio per le altre persone.